Il marchio si chiama Terre dell'Antica Fiera del Piave, storia, prodotti, eventi. Vuole essere un legame per il territorio del Medio Piave, quindi 13 comuni, più di 100.000 abitanti. Gli obiettivi del marchio sono la valorizzazione, come ho detto prima, dei prodotti, il dare un'immagine unitaria a un territorio meraviglioso che è in comune questo fiume sacro alla patria, andare a fare delle lavorazioni, incentivare quelle lavorazioni che preservano l'ambiente esterno. Qui con me ho due rappresentanti delle aziende che aderiscono al marchio: Roberto Cancian alla mia destra, titolare di El Fiorette, un'azienda specializzata nella coltivazione di rose, e alla mia sinistra abbiamo Elia Basei dell'azienda El Paio, azienda agricola nuova, nata da poco, ma con una forte tradizione e un forte legame con il territorio. Partirei da Roberto, se ci spieghi e ci illustri la tua azienda, cosa fai, di cosa ti occupi e qual è la tua specificità e perché hai voluto aderire al marchio. Sì, sono Roberto, titolare dell'azienda agricola El Fioret a indirizzo floricolo. È un'azienda nata nel 2004, caratterizzata dalla produzione di piantine stagionali da fiore e piantine da orto, con due grosse specializzazioni: il crisantemo programmato per la festività dei santi, ma soprattutto la specializzazione delle rose di riso. Siamo coltivatori autorizzati delle rose inglesi di David Austin e delle rose tedesche di Rosenthal. La nostra azienda vanta una produzione passata negli ultimi 10 anni di oltre 200.000 rose, che ci permette proprio di avere questa specializzazione per questa esperienza maturata nella coltivazione di queste piante. La nostra idea è avere un occhio di riguardo per la biodiversità, per il biologico e per la produzione e coltivazione naturale. Sì, proprio su questo è il tema, uno dei temi centrali della Fiera dell'Agricoltura di quest'anno, ma anche un tema centrale per il marchio. Volevo, se ci facevi due parole sulla nuova coltivazione, sui nuovi processi che stai implementando nella tua azienda. Ricordiamo che Roberto, essendo un florovivaista, è tutto il giorno all'interno di serre, e quindi l'utilizzo di prodotti fitosanitari, di prodotti chimici, si li respira maggiormente rispetto a una coltivazione in campo aperto. Quindi vorrei se ci facessi due parole, due accenni su questa nuova tua coltivazione, questo tuo nuovo modo di vedere la tua azienda da qui a futuro. Hai detto bene Luca, noi che viviamo moltissime ore dentro le serre, ogni prodotto che andiamo a spruzzare sulle nostre piante, bene o male poi ce lo respiriamo nei giorni seguenti. Proprio per questo motivo noi già da diversi anni utilizziamo prodotti poco o quasi nulla impattanti, ma da quest'anno abbiamo iniziato una coltivazione totalmente naturale con i microrganismi effettivi, che prevede l'innesto direttamente al momento dell'invaso delle nuove piante di questi microrganismi, e poi durante i cicli di coltivazione dei trattamenti fitosanitari che però non prevedono prodotti chimici, ma proprio questi microrganismi spruzzati sulle piante. Il risultato è stato eccellentissimo già dalle prime fasi. Abbiamo visto una crescita omogenea, perfetta, e una resistenza elevatissima proprio agli attacchi esterni dovuti a funghi o agenti esterni. E senza un'aggiunta economica, anzi forse andando a risparmiare qualcosa, giusto? Beh, senz'altro. Questo è il secondo step. A noi interessava prima provare e vedere il risultato. Chiaramente poi, considerando i costi economici, sicuramente bisogna calcolare anche questo, ma alla fine ho un costo inferiore e soprattutto una pianta migliore che richiede molti meno interventi. Andiamo a conoscere l'azienda El Paio della famiglia Basei. L'anima è molto molto giovane perché sono i tre fratelli, Andrea, Elia e Alberto, che sono presenti anche loro in fiera. Spiegaci un po', Elia, presentaci un po' la tua azienda. Allora, è un'azienda
completamente diversa rispetto al Fioret, perché voi vi occupate di... Noi produciamo salumi e vini. La nostra azienda, come diceva Luca, è un'azienda nuova, è nata 2 anni fa e ci stiamo specializzando sui prodotti diciamo al naturale, e facciamo i salumi come li faceva mio nonno, perché è un'azienda appunto nuova, però che si basa su una tradizione e una tradizione antica, perché è da 100 anni che operiamo in questo campo, sul campo dei salumi. Adesso ci stiamo un po' avviando col discorso del vino, abbiamo appena iniziato ad aprire una cantina e ci occupiamo insomma di queste 2 cose qua. Una cosa che non hai detto, che io sono un vostro ghiotto frequentatore, sono le marmellate che fate in famiglia, che siete specializzate. Facciamo confetture di frutta che facciamo noi a casa, abbiamo la piantagione appunto di fichi, di mele, e con queste qua poi le lavoriamo, facciamo anche marmellate. L'azienda Paio rappresenta, secondo il mio punto di vista, un punto di partenza per il marchio territoriale Terre dell'Antica Fiera del Piave, perché si va a riscoprire e alla valorizzazione di quelli che sono i vecchi sapori, ma i vecchi mestieri, perché insomma sì, la salumeria, la norcineria... Sì, la salumeria, la norcineria la lavoriamo tutto al naturale, non adoperiamo frighi, asciughiamo ancora con la stufa come facevano i miei nonni, insomma, e andiamo avanti con questa tradizione, con questa cosa, noi ci crediamo. Questo nome, Elia, questo nome Paio, è un nome nuovo, lo presentate in fiera giusto in questi giorni, raccontaci un po' da dove arriva questo nome. Il nome Paio sarebbe il territorio dove noi abitiamo, cioè deriva da una volta i mezzadri si dividevano le terre, il padrone divideva le terre e c'era il Paio, le Tonone, c'erano diverse divisioni. E appunto la nostra divisione era chiamata il Paio, e da lì abbiamo ripescato questo nome e abbiamo voluto creare questo marchio, insomma, perché appunto rappresenta le nostre origini, rappresenta una vostra zona, sì, di, nostra zona di coltivazione della vite. Adesso vorrei fare due parole con Roberto, che lui da qualche anno all'interno del suo Porte Aperte, noi conosciamo benissimo Cantine Aperte, ma Roberto da qualche anno apre il vivaio ai suoi clienti, ai nuovi visitatori, però con qualche particolarità. Se ce la racconti, che percorso hai intrapreso da qualche anno a questa parte, grazie anche al marchio, mi sento di dire, il marchio si è ispirato anche, ci siamo ispirati a vicenda su questa tua iniziativa. Sì, noi già da 6 anni facciamo questo weekend di Porte Aperte che cade quasi sempre la seconda o la terzo weekend di settembre. Porte Aperte perché chiaramente le nostre porte sono sempre aperte a tutti i clienti e a tutti i nuovi clienti, però vuole indicare un qualcosa di diverso da tutti gli altri giorni dell'anno. Apriamo la nostra azienda affinché tutti possano entrare e vedere i nostri cicli produttivi. È un weekend incentrato sulle rose, dove noi presentiamo le nuove varietà che ci vengono fornite in anteprima per la coltivazione, e quindi già fare l'esperienza per poi poterle già presentare ai nostri clienti. E per attirare questi clienti, i nuovi visitatori, abbiamo chiesto la presenza di altri espositori con prodotti tipici locali, quindi anche l'azienda agricola Paio, ma altre aziende del settore, marmellate, miele, il vino, le piante aromatiche. Questo perché? Per dare un servizio a 360 gradi ai nostri clienti, ma proprio per unire la nostra produzione e i nostri clienti e girarli anche alle altre aziende del territorio. Un weekend bellissimo, con tantissime iniziative e che riscopre ogni anno il consenso di tutti i nostri visitatori. Questo secondo me è un appuntamento imperdibile, infatti quest'anno siamo stati ospiti anche come amministrazione comunale del tuo Porte Aperte con la tradizionale pedalata ecologica, proprio perché Roberto
ha incentrato molto la sua azienda anche su quella che è la formazione del suo cliente, la formazione e la coltivazione delle rose a casa. Quindi fai anche, so che tieni anche dei corsi durante l'anno. Sì, noi abbiamo diversi appuntamenti con i nostri clienti. Iniziamo in primavera, a febbraio, con i corsi di potatura per le rose. I corsi si svolgono in una giornata, che è una domenica, facciamo più domeniche perché abbiamo tantissime richieste. Il corso è una giornata allegra che prevede una parte teorica e poi una parte pratica direttamente in campo, ma ci sono altre giornate che dedichiamo ai nostri clienti. Abbiamo in programma la prima domenica di febbraio una giornata interamente centrata sulle rose inglesi, che è una coltivazione particolare di vecchie varietà incrociate con le varietà moderne. Faremo quest'anno una giornata dedicata all'agricoltura naturale con i microorganismi effettivi e poi durante tutto l'anno diversi weekend aperti ai nostri clienti. Grazie, farei un'ultima battuta con Elia. La cantina è in fase di ultimazione, il vostro progetto, quindi dacci un po' le tempistiche. Adesso siete in fiera con i salumi e le marmellate. Siamo in fiera con i salumi e le marmellate, prossimamente, sicuramente il prossimo anno, saremo in fiera anche con la cantina. Quindi io chiudo ringraziandovi, vi invito a Fiere Santa Lucia, passate a trovarci all'interno dei nostri stand, all'interno delle filande. Abbiamo uno stand dedicato dove rappresentiamo il marchio territoriale e sono rappresentate le aziende che utilizzano questo marchio, quindi buona fiera e viva il marchio Terre dell'Antica Fiera del Piave.